Subito al lavoro per imprese, filiere produttive e mondo del lavoro. La senatrice bassanese Mara Bizzotto assume oggi l'incarico di sottosegretaria al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e indica la rotta: meno burocrazia, più competitività. Nel suo primo intervento, dopo il giuramento, Bizzotto ringrazia il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il leader della Lega Matteo Salvini per la fiducia. Al centro, dice, chi produce. Sono le imprese a tenere in piedi il paese. Il contesto è quello di una fase economica complessa, segnata da crisi energetica e gravi tensioni internazionali. Da qui le priorità: accompagnare le aziende nella transizione tecnologica, contrastare la contraffazione e la concorrenza sleale, rafforzare insomma il sistema Italia. E poi il capitolo europeo: richiesta di sospendere il patto di stabilità, rivedere il Green Deal e fermare il sistema ETS, considerati un freno per la competitività. Bizzotto annuncia un lavoro in stretta sinergia con il ministro Adolfo Urso e una serie di incontri nei territori direttamente nelle fabbriche. Obiettivo dichiarato: ascoltare imprese e lavoratori e costruire, passo dopo passo, crescita e sviluppo.